La politica non può sfuggire. Pierpaolo Pisu, lo presentiamo ai nostri telespettatori di Teleregione, è il presidente del Consiglio provinciale. Con la speranza che i ballerini non ci calpestino con questo sfondo meraviglioso, ormai la festa è al clou, io non posso esimermi da chiedere a Pierpaolo Pisu, ma le istituzioni cosa fanno per preservare questa tradizione? Fanno abbastanza? Devono fare di più? Abbastanza non è mai abbastanza, sarebbe stupido dire che facciamo abbastanza, però è chiaro che è uno degli obiettivi e di questa legislatura e della precedente è stato quello di incidere sulle tradizioni, ma pensiamo a che cosa è stato l'impegno di questa amministrazione anche nel settore della cultura e delle tradizioni della Sardegna. Ricordiamo che noi abbiamo un ufficio aperto che si occupa di cultura sarda, che si occupa di tutto ciò che ruota intorno al nostro essere, alle nostre radici e a quello che sarà il nostro futuro, senza dimenticare appunto quello che è stato il passato. Questo è un momento fenomenale, un momento fantastico, è uno dei momenti della tradizione sarda più autentica, i balli in piazza di Seneghe insieme al Carnevale Oristanese, quindi alla Sartiglia, ma insieme ai Mamutones di San Mugheo, ma insieme a Sagarrelenate di Santo Lussurgiu, io penso che rappresentino i 4 momenti di tradizione più vera e più sentita ancora. In tante altre realtà si sono in qualche modo perse, tante altre si sono affievolite. E questa assolutamente no, e lo vedete, è uno scorcio bellissimo, è una tradizione, una regola e un rito. E ha fatto bene Pierpaolo Pisu, presidente del Consiglio provinciale di Oristano, a ricordare che quando si parla di carnevale nella provincia di Oristano non si parla solo di Sartiglia, sicuramente la Sartiglia è il clou, quello che trascina più di ogni altra manifestazione, però qualche giorno fa, Presidente, a me è capitato di andare a Aula Tirso e ho ammirato una maschera che è stata recuperata, la tradizione, dal lavoro certosino fatto dagli estimatori, da chi veramente insegue e riscopre le tradizioni per non farle morire, che si chiama Surzu. Quindi ci sono anche dei carnevali cosiddetti minori, ma io non li definirei neanche minori, sono dei carnevali importanti che portano appresso un mondo di tradizioni, anni e amore per le nostre cose. Sì, non c'è dubbio, è chiaro che la Sardegna è un insieme è un microcosmo di tante piccole realtà, anche la nostra realtà geografica nel passato non consentiva che la comunicazione, quindi i rapporti fra le piccole comunità disperse nel nostro territorio fosse frequente come oggi.
e quindi ogni realtà ha raggiunto e sviluppato, pur in un contesto di sistema antropologico ed etnomusicale anche insieme omogeneo, tante diversità nello sviluppare localmente speciali tipi di carnevale, ma di rappresentazione dei momenti della comunità nei momenti della vita, dalla raccolta all'estate, all'acqua, all'olio, al vino. Nei momenti del susseguirsi degli avvenimenti che costellano un anno e che poi, se ci allarghiamo, stiamo parlando della vita quotidiana. Io non voglio assolutamente essere polemico, Presidente, ma lei, che è un esponente del mondo politico, non posso non rivolgerle questa domanda. Ecco, a livello istituzionale, che cosa si fa in concreto, economicamente, per conservare queste tradizioni? La domanda alla fine è questa, è essenziale. Chiaro. Ma intanto si fanno due cose sostanzialmente: si utilizzano quote importanti del bilancio provinciale per il sostegno delle tradizioni e della cultura. Si utilizzano poi anche tutta una serie di processi, di azioni ormai comunitarie, e quindi la provincia è partner insieme ai comuni ed insieme ai gruppi di azione locale di tutta una serie di progetti che la comunità europea finanzia e che proprio hanno al centro le nostre caratteristiche e le nostre particolarità. Gli uffici, ma anche la Regione Sarda ha lavorato molto in questo settore. Abbiamo sentito l'assessore Baire l'altro giorno. Certo, ricordiamoci che il futuro della nostra terra è legato proprio alla qualità e alla tipicità che le nostre terre presentano, un po' in tutti i settori, dal momento del divertimento a quello del lavoro, a quello della cultura, a quello dei prodotti tipici. Insomma, è un unicum che deve trovare concertazione e sistemazione organica nel progetto. La provincia di Oristano ha lavorato molto in questo settore e abbiamo avuto dei riconoscimenti importanti. Peraltro avevamo le cose belle da vendere, non è che non le avessimo, e da proporre su questi mercati internazionali. Abbiamo il BIT, la Borsa Internazionale del Turismo. Adesso saremo ancora lì, abbiamo ottenuto ed abbiamo sempre dei riconoscimenti importanti in quei contesti. Bene, ringraziamo anche Pierpaolo Pisu, Presidente del Consiglio Provinciale di Oristano. Speriamo che la politica, oltre a dimostrare sensibilità, alla fine veramente in concreto faccia qualcosa e si vedano i risultati, perché queste tradizioni, come dicevo prima, Carnevale non è solo quello più conosciuto, ma ci sono anche piazze nei paesi dell'interno della Sardegna che meritano di essere portati alla ribalta, di essere raccontati e soprattutto di essere valorizzati, ma alla fine il discorso è uno solo: devono essere assolutamente conservati, perché sono patrimonio della memoria da trasmettere a quelli che verranno dopo di noi. Teleregione Sardegna seleziona personale in tutta l'isola. La nostra emittente ricerca personale qualificato e automunito per la propria rete vendita. Teleregione Sardegna seleziona personale in tutta l'isola. Offriamo un fisso e portafoglio clienti. Contattaci info@teleregionesardegna.com. Teleregione Sardegna, la TV in tutta l'isola, per crescere insieme. Contattaci.